In questo momento un altro tema particolarmente sentito è quello dell'adesione all'euro e il rapporto con l'Unione Europea, percepita tante volte come troppo severa e portato avanti questo discorso anche da alcuni movimenti politici, dunque si rischia di creare di fatto una rottura. Europei non tedeschi. Significa che noi dobbiamo stare in Europa perché l'Europa è una risorsa, ma nel momento in cui in Europa ci stiamo alla pari degli altri. Allora la nostra proposta è per innanzitutto un contratto collettivo di lavoro europeo, per fare in modo che i lavoratori italiani abbiano gli stessi diritti di quelli europei. Un esempio anche per il vostro territorio. Non può accadere il caso Electrolux, dove arriva un'azienda europea che dice in Italia che riduce della metà gli stipendi se no va via e poi a casa sua gli stipendi li paga 3 volte tanto. E allora gli stessi diritti. La seconda cosa, un fisco europeo, una fiscalità europea che consenta di mettere alla pari le imprese italiane con le imprese degli altri paesi europei. Ecco perché l'Europa è conveniente nella misura in cui serve per far crescere il tuo paese, ma noi non condividiamo un'Europa che è quella dei paesi più forti che sono chiamati lì a fare e a fagocitare i paesi più deboli. Noi vogliamo che ci sia una parità di condizioni e un'Europa non delle banche, ma un'Europa di una vicinanza alle imprese dove i paesi più forti aiutano i paesi più deboli a diventare più forti. Avete sentito parlare più della Grecia? No, ma non perché è stata cancellata dal mondo, perché l'Europa l'ha scaricata, questa è la verità.